alle regionali. Matteo Salvini a Vicenza per visitare il cantiere TAV. Sembra delineare un percorso alternativo al governatore e il leader del Carroccio sfida Fratelli d'Italia. Torneremo il primo partito del Veneto. Decine di rapine e pestaggi contro i giovani arrestati dalla polizia, un 17enne padovano e un 16enne trevigiano, entrambi di origine tunisina, agivano per il solo gusto delle violenze e dell'umiliazione delle vittime. Scontro frontale tra auto e camion, un drammatico incidente questa mattina a San Vendemiano, una bambina di 7 anni grave in ospedale. Nella giornata nazionale contro la violenza ai sanitari, la Regione presenta 2 strumenti per affrontare l'emergenza negli ospedali, numeri sempre più allarmanti. Questa mattina le barriere mobili del Mose si sono alzate per la 100ª volta. Lo studio del Ministero delle Infrastrutture: in 5 anni Venezia ha evitato quasi 3 miliardi di danni. L'annuncio ufficiale a Roma è la festa. Pordenone è la capitale italiana della cultura 2027, battute tra le altre Pompei, Reggio Calabria e La Spezia. Dopo il tour mondiale che in 20 mesi di navigazione l'ha portata a raggiungere 35 porti nei 5 continenti, lo storico veliero Amerigo Vespucci tornerà a Venezia il 27 marzo, 4 giorni in riva a San Biasio per ammirare la storia e la tradizione. Edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano dunque la politica con il destino di Zaia alle regionali. Con lui avremo tante altre cose da fare e ci sono molti candidati all'altezza del ruolo. Matteo Salvini a Vicenza per visitare il cantiere TAV sembra dunque delineare un percorso alternativo al governatore e il leader del Carroccio sfida poi Fratelli d'Italia e dice: torneremo il primo partito del Veneto. Con Luca Zaia avremo tante altre cose da fare e sicuramente si troveranno candidati all'altezza. Poi aspettiamo le sentenze, per carità di Dio. Il primo a non crederci sembra essere proprio lui, il segretario, che il piano B come candidato alle regionali ce l'ha già da tempo, ovvero il numero 1 veneto, nonché il suo braccio destro in via Bellerio, Alberto Stefani. La sentenza della consulta sul terzo mandato per De Luca, che a cascata interessa anche Zaia, è attesa certo anche da Salvini, ma quel "con Luca Zaia avremo tante altre cose da fare" è una frase che pesa. C'è già un futuro scritto altrove per il Presidente, percorso obbligato dalla legge e dalla politica? In ogni caso Salvini ci tiene a ribadire un principio, un messaggio diretto agli alleati di centrodestra. Io continuo a ritenere che sia stata un'opportunità persa il negare ai cittadini la possibilità di eleggere un bravo sindaco per la terza volta o un bravo governatore per la terza, la quarta, la quinta, l'8ª volta, perché poi i cittadini scelgono e quindi sia un togliere alla democrazia. Detto questo, siamo gli unici che rimangono a favore, perché tutti gli altri, dal PD a Forza Italia, ai 5 Stelle, a Fratelli d'Italia, sono contro. Alleanza sempre sul filo del rasoio, resta da capire come evitare clamorose fratture e Salvini garantisce che, se il governatore non fosse della partita per Palazzo Balbi, sarà arruolato per dare un contributo. Vedi alla voce lista Zaia. Il centrodestra deve andare unito, ovunque il centrodestra vada unito vince. Sicuramente la Lega ha tante persone valide da proporre, fatto salvo che il più valido secondo me rimane pur sempre Luca di nome e Zaia di cognome. Se gli altri lo mettono fuori gioco, Luca darà una mano sicuramente, però in Lega fortunatamente abbiamo tante persone valide fra cui scegliere e non penso che da Roma nessuno imporrà niente sulla testa dei veneti. Già, le decisioni romane, quelle viste come fumo negli occhi dalla Liga che non vuole pressioni dall'alto. Anche per questo la mozione sulla identità che Stefani porterà al Congresso federale di Firenze è tema di dibattito. Non l'ho ancora letta, sarà un congresso importante perché la Lega guarda avanti e abbiamo enorme spazio di crescita e coniugare i temi storici nostri, l'autonomia, il buon governo dei territori, l'importanza dei sindaci, il federalismo, con l'attualità internazionale e quindi con le alleanze internazionali della Lega, con i patrioti, con uno sguardo agli Stati Uniti, è fondamentale, quindi la leggerò con assoluta attenzione e sono felice perché il movimento della Lega in Veneto negli anni passati ha avuto qualche scossone, qualche problema, adesso lavora compatto, cresce, entrano sindaci nuovi ogni settimana, quindi l'obiettivo delle prossime regionali è di avere la Lega come primo partito in Veneto. Un Salvini arrembante nei confronti dei meloniani che gonfiano il petto in segno di sfida per le regionali e un Salvini che sul congresso in concomitanza del Venitali a Verona scherza, ma fino a un certo punto. Un congresso nazionale di un partito nazionale deve tener conto al massimo della Pasqua, però Vinitali fortunatamente dura tanti giorni, sarà un evento eccezionale, è un mercato eccezionale.
La cronaca con la polizia di Padova che ha arrestato su richiesta della procura per i minori di Venezia un 16enne trevigiano e un 17enne padovano, entrambi di origini tunisine, ritenuti responsabili di rapine e violenze seriali ai danni di giovani. Dall'aggressione ad una troupe di Striscia la Notizia in stazione a Padova a fine gennaio alla tentata rapina la scorsa estate a Jesolo da alcuni coetanei aggrediti con lo spray al peperoncino per una collanina d'oro, mentre lo scorso agosto a Padova i 2 minori hanno rapinato di 15 euro della sigaretta elettronica uno studente. Sono solo alcuni degli episodi più eclatanti della lunga sfilza di violenze messe a segno da 2 minorenni arrestati dalla squadra mobile di Padova, un 17enne padovano e un 16enne trevigiano, entrambi di origine tunisine, agivano per il gusto di essere violenti e umiliare le loro vittime. Il dato che ci obbliga a far riflettere è che qua la violenza era fine a se stessa, cioè questa attitudine che viene anche richiamata nell'ordinanza di custodia cautelare ad un'aggressività violenta, è proprio questo il punto, cioè la violenza diventa non strumento, mezzo per commettere il reato appropriativo, ma diventa quasi un qualcosa per provare un appagamento personale, quindi trovare una sorta di autoafformazione, quasi a voler colmare un vuoto interiore di questi ragazzi. È proprio questo il punto. L'aspetto della violenza è sottolineato nell'ordinanza della Procura dei minori che ha disposto la misura cautelare in carcere. I 2 giravano sempre armati di coltellino e spray urticante al peperoncino. Il 17enne padovano, per esempio, aveva una ventina di denunce per lesioni, rapina e spaccio di droga e un arresto nel 2023 quando ad una festa di piazza ad Albignasego aveva minacciato e derubato del borsello un coetaneo. Anche il 16enne trevigiano aveva un curriculum criminale non da poco, protagonista di almeno 10 rapine a coetanei avvenute in centro a Padova. A gennaio aveva aggredito un venditore di bibite in Prato della Valle. Nel 2023 aveva stretto al collo un coetaneo e preso a schiaffi una ragazza intervenuta per difenderlo. Qua si impone una riflessione perché questi ragazzi sono il risultato e l'espressione di ciò che probabilmente nelle famiglie andava fatto e non è stato fatto. Quindi occorre quantomeno stare attenti, essere pronti a cogliere quei primi segnali, intercettarli, quei primi segnali di devianza giovanile in maniera tale da intervenire, interrompere questo ciclo assurdo, gratuito della violenza nell'interesse dello stesso ragazzo, cercando di dare nuove chance perché possa proseguire, ripeto, nel suo percorso di vita, perché il conto poi prima o dopo arriva. Era finito in coma per un pugno sferrato a sangue freddo da un avventore visibilmente ubriaco al quale aveva negato altro alcol. Dopo 2 mesi il barista di Tencarola, siamo in provincia di Padova, nella prima cintura padovana appunto, si è svegliato ed è stato portato in una clinica per la riabilitazione. Si è svegliato dal coma ed è stato trasferito in una struttura per la riabilitazione in provincia di Vicenza, che è da tutti conosciuto come Marco, 27enne, barista di Selvazzano Dentro in provincia di Padova, brutalmente picchiato nel suo locale lo scorso 12 gennaio. Non è più in pericolo di vita, anche se è troppo presto per capire che conseguenze avrà e che margini di recupero ci saranno. Il giovane barista si era rifiutato di servire alcolici a 2 clienti già evidentemente ubriachi. Per quella ragione i 2 avventori moldavi si erano scagliati contro di lui. Le immagini di quell'aggressione avevano colpito molto l'opinione pubblica per i modi e la violenza nei confronti di un giovane imprenditore ben voluto da tutta la comunità. Ci spostiamo nella Marca trevigiana, a San Vendemiano, per un grave incidente accaduto questa mattina, uno scontro frontale tra un'auto e un camion e una bambina di 7 anni che si trova grave in ospedale. Al camion non dà precedenza alla macchina, come che si mette su una strada pubblica. La macchina correva sicuramente un po' troppo e gli ha costato. Un grave incidente è accaduto poco dopo le 8 in via Ferrovia Nord, nella zona industriale di San Vendemiano, dove un'auto con a bordo 2 bambini si è scontrata contro un camion che stava uscendo dalla sede della Pietrobin. Nello schianto particolarmente violento sono rimasti coinvolti 2 bambini, un maschio e una femmina, che viaggiavano a bordo dell'auto con uno dei genitori rimasto illeso. La bambina di 7
7 anni, ha riportato gravi traumi ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Caffoncello di Treviso. L'altro piccolo ha riportato solo contusioni lievi. Il camionista, dipendente di una ditta esterna, era impegnato nelle consegne nell'azienda di prodotti siderurgici. Praticamente lui stava mettendosi in strada e la macchina che si era piombata dentro. Il camion era leggermente di traverso, cioè non dritto, era leggermente impostato per andare a sinistra. La macchina era a metà camion. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti immediatamente i sanitari del SUEM 118 con diverse ambulanze e la polizia stradale di Vittorio Veneto, incaricata dei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica e stabilire eventuali responsabilità. La famiglia coinvolta nell'incidente abita poco lontano dal luogo del sinistro. Passa 20 volte al giorno poi alla fabbrica qua via. Quel che non succede in 100 volte succede in 5 minuti, è vero o no? In attesa della prossima udienza del processo per l'omicidio dell'ex moglie, svelate le intercettazioni di un colloquio in carcere tra Eric Zorzi e la madre. Ad agire quella notte era stato il diavolo che sentiva dentro di sé. Queste le parole usate da Eric Zorzi durante un colloquio in carcere con la madre. Il 42enne camionista di Abano Terme, in carcere ormai da un anno per l'omicidio dell'ex moglie Nicoletta Rotaru, avvenuto nell'agosto del 2023. L'uomo si interrompe durante la conversazione con la madre, preoccupato di possibili intercettazioni. Ma la notte a cui fa riferimento è quella tra il 1° e il 2 agosto del 2023, quando Nicoletta viene uccisa e poi fu simulato il suo suicidio in bagno. Le indagini dei carabinieri e della procura portarono all'arresto di Zorzi solo 7 mesi più tardi, quando le avvocate della famiglia di Nicoletta Rotaru scoprirono l'audio sul cellulare della donna che aveva registrato tutti i rumori del delitto. Ora anche l'intercettazione tra Zorzi e la madre in carcere, quel suo sentirsi un diavolo in corpo, sarà oggetto di discussione nella prossima udienza del processo a carico del 42enne prevista in tribunale a Padova il prossimo 19 marzo. Nell'ultimo anno in Veneto ci sono state quasi 26.000 aggressioni in ospedale o al pronto soccorso. La Regione ha disposto in via sperimentale la distribuzione al personale di un braccialetto con cui lanciare l'allarme e per ora solo nel Veneto orientale di una bodycam che filma i comportamenti violenti. Siamo passati dal 2022 con 883 casi di aggressione in Veneto a 25.000 e quasi 26.000, vuol dire il 300% in più. Dall'altro c'è da dire che ci rallegriamo poco perché dover spendere 4 milioni di euro per poter difendere i nostri operatori significa che è un mezzo fallimento, cioè questo Paese deve andare giù con la mano pesante nei confronti degli aggressori dei sanitari. Le aggressioni al personale sanitario in Veneto rappresentano non solo un fenomeno sconcertante nei contenuti, ma una vera e propria emergenza nei numeri. Per garantire la sicurezza degli operatori sanitari in ospedali e pronto soccorso, la Regione distribuirà in via sperimentale un dispositivo simile ai moderni smartwatch e per ora solo nell'US 4 Veneto orientale delle bodycam. In Italia siamo in assoluto i primi anche a fare questa delibera, fra l'altro nella giornata della difesa degli operatori dalle aggressioni, è la giornata nazionale proprio dedicata a loro e penso che questo progetto, che è pur sperimentale ma parte col piede giusto con molte risorse, 4 milioni di euro, più o meno avremo 7.000 operatori, quelli al fronte, definiamoli così, su reparti nevralgici che avranno dispositivi e quindi io spero che possano essere fare anche un'azione deterrente, perché è quella alla quale noi puntiamo. Il braccialetto, oltre a garantire un sistema di allarme immediato, fornirà informazioni sull'esatta posizione e sullo stato vitale di chi lo indossa, come un'eventuale caduta a terra. Qui la sperimentazione avrà una durata tra gli 8 e i 9 mesi. Le bodycam saranno invece sperimentate per 2 mesi nelle strutture dell'US 4, dispositivi leggeri applicati alle divise con dei magneti, con i quali il personale potrà registrare le eventuali condotte di utenti aggressivi. Non li stiamo trasformando in agenti di polizia, assolutamente, però stiamo fornendo dispositivi
o modalità operative per metterli maggiormente in sicurezza, quindi credo che sia ben accetto da parte soprattutto degli operatori che sono in prima linea. Partiamo ad aprile, il tempo necessario per formare il personale in merito alle condizioni nelle quali deve essere utilizzato e come deve essere utilizzato, quindi un paio di settimane poi materialmente cominceremo. Addio al test di medicina con la riforma approvata dalla Camera. Abbiamo chiesto agli studenti dell'Università di Padova cosa ne pensano. La riforma di medicina è legge, la Camera infatti ha approvato l'abolizione del test d'ingresso ad una delle facoltà più ambite. La novità prevede l'immatricolazione diretta al primo semestre senza quiz. La selezione viene spostata di 6 mesi. Alla fine del primo semestre infatti una prima scrematura sarà fatta in base agli esami dati e ai voti che permetteranno di stilare una graduatoria. Tra gli studenti dell'Università di Padova i pareri sono discordanti. È una buona scelta comunque, dare la possibilità a tutti di entrare e poi capire chi può farcela e chi no. Sono un po' combattuto in realtà, nel senso che secondo me è stato fatto apposta per via del bisogno di medici in Italia, cioè quello lì penso sia l'obiettivo principale. Tu cosa studi? Io economia. Cosa ne pensi di medicina e dell'eliminazione del numero chiuso? Beh, penso che sia una buona cosa il fatto di aprire a più persone la possibilità di poter entrare a far parte di medicina. Il test d'ingresso secondo me può essere abbastanza utile. Quindi non lo so, nel senso, magari aumentare i posti che accettano, forse quello. Causerà tanto caos all'università, ci saranno troppe persone nel primo semestre. Ad essere contrari soprattutto gli iscritti a medicina. Ho sentito che tu dopo che finisci il primo semestre ti fanno poi scegliere altri corsi se non arrivi la media. È una cosa che non la puoi fare, era meglio come era prima con l'esame di ammissione. Non mi sembra la soluzione ideale, cioè perché da quello che ho visto poi l'hanno in realtà posticipato alla fine del primo semestre, con lo studiare tra gli esami anche il test. Poi ti ritrovi, essendo alla fine del primo semestre, ti ritrovi ad aver perso l'anno. Io non sono molto d'accordo perché adesso, alla fine cosa mi è stato anche un grafico, un mio amico, dicendo che magari adesso c'è magari il picco perché tanti medici vanno in pensione, però tra un po' alla fine i medici ci sono secondo me, tanto lasciamo tempo alle nuove generazioni che si formino. È impossibile pagare un grandissimo numero di studenti, sia di studenti sia di medici effettivamente, però è un po' troppo chiuso perché il sistema sanitario ha bisogno di più medici, è evidente, ma avrebbe anche bisogno di più fondi. Sprechi un anno universitario, perché se tu non avessi passato l'esame, come negli anni passati, tu puoi iscriverti a un altro corso di laurea. Adesso non sarà più così. La riforma riguarda solo gli atenei statali e solo gli studenti che hanno superato un dato numero di esami potranno accedere al secondo anno. Questa mattina le barriere mobili del Mose si sono alzate per la 100ª volta. Il Mose tocca quota 100, il sistema di dighe mobili che protegge Venezia dall'acqua alta per fenomeni di marea oltre un certo livello è entrato in funzione per la 100ª volta da quando è operativo e ha così salvato per l'ennesima volta la città storica rimasta completamente all'asciutto dall'acqua alta. Si sono alzate le protezioni mobili in 2 bocche di porto su 3, sia a Lido e Chioggia non a Maramocco. La marea si è così contenuta negli 88 centimetri sul medio mare misurati in Punta della Salute, proprio nel giorno in cui in città è arrivato il vice premier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini per una visita all'autorità della Laguna. Una nota del Ministero dei Trasporti ha fatto sapere che in 5 anni il Mose ha evitato per Venezia danni per oltre 2 miliardi e 600 milioni di euro, così il vice premier Matteo Salvini. Sono fiducioso, oggi c'è la 100ª alzata delle barriere del Mose che per 100 volte ha salvato Venezia dall'acqua alta. Se avessimo ascoltato quelli che anni fa ci dicevano che non serviva, costava troppo, non sarebbe mai funzionato, Venezia sarebbe andata sott'acqua 100 volte. Sempre la nota del Ministero precisa che delle 100 alzate 44 hanno riguardato un livello di marea sul medio mare dagli 80 ai 110 centimetri. I commenti di Claudio Vernier, presidente dell'Associazione Commercianti di Piazza San Marco, e dell'imprenditore Emiliano Biracu. Apprendiamo con stupore l'utilizzo del Mose per livelli d'acqua alta non particolarmente alti. Questo significa che si è capito che c'è la necessità di salvaguardare la Venezia insulare, i cittadini e tutte le attività che operano quotidianamente
nel centro storico di Venezia. Mi auguro che si continui così, mi auguro che si capisca che il Mose è stato fatto per difendere Venezia e la sua laguna. Il Mose si è attivato con successo proteggendo Venezia dall'acqua alta e mantenendo la città storica all'asciutto. Come cittadino operatore economico di Venezia non posso che esprimere grande soddisfazione per questo risultato. Tuttavia, il fatto che il Mose venga attivato con una frequenza sempre maggiore rispetto alle previsioni iniziali ci segnala chiaramente che il fenomeno dell'innalzamento del livello del mare è una realtà con cui dovremo fare i conti in futuro. L'annuncio ufficiale a Roma è la festa Pordenone, la capitale italiana della cultura 2027, battute tra le altre Pompei, Reggio Calabria e La Spezia. Pertanto la giuria all'unanimità raccomanda come capitale italiana della cultura 2027 Pordenone. Un sogno che diventa realtà. Pordenone trionfa e diventa capitale italiana della cultura 2027, un risultato storico che segna una svolta epocale per la città e l'intero Friuli Venezia Giulia, una vittoria conquistata con determinazione, passione e un progetto solido, capace di sbaragliare la concorrenza di altre 9 finaliste in una sfida serratissima. Tante le aspettative, tantissime le speranze e oggi quel sogno si realizza. Pordenone entra ufficialmente nell'elite culturale italiana, un riconoscimento che porta la città sotto i riflettori nazionali e internazionali, aprendo scenari straordinari per il futuro. Una grandissima emozione, un desiderio, un sogno che si realizza dopo un lavoro grandissimo svolto non solamente dalla città ma dall'intero territorio. Oggi non ha vinto la città di Pordenone, ha vinto la provincia di Pordenone, le sue associazioni, il suo mondo culturale, le sue imprese, le sue istituzioni. Era la seconda volta che ci tentavamo, abbiamo affinato il progetto iniziale e abbiamo strappato questa vittoria secondo me meritata. Perché? Perché l'abbiamo messo in luce non ciò che già esiste ma ciò che potrà diventare grazie a questo titolo, cioè un booster, un propellente che darà ancora più energia alle vitalità che caratterizza il nostro territorio. Durante la conferenza stampa di proclamazione il ministro della cultura Alessandro Giuli ha elogiato il dossier di Pordenone definendolo un modello innovativo e inclusivo, capace di unire tradizione e contemporaneità con una visione proiettata verso il domani. Il progetto, ha sottolineato Giuli, punta a rendere la cultura un motore di sviluppo, coinvolgendo la comunità in maniera attiva e dando grande spazio ai giovani che non saranno solo spettatori ma veri protagonisti. Pordenone avrà un anno intero per brillare con un programma culturale ambizioso capace di attrarre visitatori, investimenti e nuove opportunità. Oggi ci consentite di crescere, ci consentite di diventare adulti, esprimendo appieno quel potenziale culturale che appunto rischiava di rimanere o inespresso o misconosciuto. A commentare la vittoria è stato anche il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che ha parlato di un successo straordinario per tutto il territorio, evidenziando come la cultura sia una leva di sviluppo e crescita per i giovani. Oggi Pordenone non è più solo una città che sogna, ma una città che vince, che cresce, che guarda al futuro con orgoglio. Nel 2027 tutti gli occhi saranno puntati su Pordenone e sarà un anno che farà la storia. Dopo il tour mondiale, il grande successo del tour mondiale che in 20 mesi di navigazione l'ha portata a raggiungere 35 porti nei 5 continenti, tra le ultime tappe Trieste, la nave Amerigo Vespucci toccherà Venezia nell'ambito del tour mediterraneo che toccherà complessivamente 17 tappe e si concluderà a Genova il prossimo 10 giugno. La Vespucci sosterrà a Venezia in riva San Biasio da giovedì 27 a lunedì 31 marzo. A Venezia la nave scuola della Marina Militare sarà affiancata dal Villaggio in Italia, un luogo di racconto e condivisione dell'esperienza del tour mondiale e del Villaggio Italia. E con queste meravigliose immagini termina questa edizione del nostro telegiornale. Io vi lascio come di consueto alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, buona serata.